Ma guardi, una cosa assolutamente pacifica, la difesa dei veneti, tessendo relazioni e cercando di parlare con quel governo russo che rappresenta una comunità che ha un ottimo rapporto commerciale e culturale con il Veneto. L'Europa non ha chiesto niente a noi. Io sento i miei imprenditori che sono disperati e i 200.000 disoccupati, le aziende che non riescono più ad esportare, in un mercato nel quale, a differenza di molte altre regioni in Italia e europee, noi veramente facciamo business e abbiamo rapporti ormai che si sono consolidati negli anni. Questa scelta non l'abbiamo condivisa, ce la potevamo assolutamente evitare. Dico che noi vogliamo difendere fino in fondo i nostri cittadini. Non ci do altri contenuti se non quello di voler fare in modo che le nostre merci, i nostri rapporti restino ancora consolidati con la Russia. Sono molte le attività che abbiamo fatto in quest'ultimo mese, non ultime quelle della Presidenza del Consiglio regionale. Vogliamo portare avanti le relazioni e quindi consolidare i rapporti personali in maniera tale che si capisca che il Veneto non condivide questa strategia e pensa che i rapporti debbano essere consolidati, non tagliati. E portiamo a casa anche qualcosa di più, no? Non c'è solo il grana padano che è uno dei grandi elementi, ma ci sono un sacco di attività e di rapporti internazionali con la Russia che noi abbiamo e vogliamo consolidare. Magari se ne aggiungono altri di nuovi che oggi non si sono concretizzati, si potranno concretizzare con il futuro in virtù di queste nuove relazioni. Io spero di sì, non glielo so dire perché non mi occupo di politica estera, non c'è nulla di clandestino in questa nostra volontà. C'è la volontà di dialogare e penso che se dalla controparte ci sarà volontà di dialogare un risultato lo si troverà.